Il consueto appuntamento con il dottor Madeschi e i suoi ospiti nella rubrica 3 minuti per la tua salute. Oggi ospite in studio Ingegner Riva. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla dei problemi della salute nel Veneto orientale, ma che viene trasmessa in tutto il Veneto. Bene, vi ricordate che noi abbiamo iniziato una campagna di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma e abbiamo anche regalato un videodermatoscopio all'ospedale di Portogruaro che ne era sprovvisto. Oggi abbiamo il piacere di avere l'ingegner Riva che ci parlerà un attimino del videodermatoscopio. Cos'è? A cosa serve, ingegnere? Buongiorno a tutti. Il videodermatoscopio è un dispositivo digitale che permette fondamentalmente di osservare la pelle con una tecnologia che quindi permette di osservare dei pattern non visibili a occhio nudo principalmente, ma immediatamente, ma secondariamente permette di dare seguito a quello che viene chiamato e definito il follow up, cioè fondamentalmente osservare un'eventuale modifica delle caratteristiche morfologiche nel tempo delle nostre lesioni pigmentate. Per lesioni pigmentate si intendono nei e angiomi che potrebbero trasformarsi in una patologia grave, per cui fondamentalmente lo scopo principale quindi del videodermatoscopio è quello di osservare, di valutare se nel tempo avviene una modifica che ci può far insospettire. Ecco, vi ricordate che quando abbiamo parlato e continuiamo a parlare venendo nelle varie città, abbiamo parlato del metodo dell'ABCDE, la E è proprio l'evoluzione. Come vedete adesso in sovraimpressione voi vedete un melanoma. Ecco, il melanoma di per sé, dopo vediamo anche cosa serve meglio il dermatoscopio, però il poterlo vedere a distanza di 3-6 mesi, un anno, vediamo se si evolve, se aumenta di volume, se cambiano i bordi, se cambia il colore, se no noi con gli occhi non possiamo ricordarci a distanza di mesi. Però oltre a questo abbiamo anche il vantaggio di poter ingrandire e manipolare, diciamo, le immagini sul computer. Assolutamente, infatti come dicevo prima il videodermatoscopio sfrutta una tecnologia di illuminazione che si chiama epiluminescenza. L'epiluminescenza è una tecnica che ci permette di osservare la pelle, di osservare gli strati, diciamo, cutanei fino alla giunzione dermoepidermica. Con questo tipo di osservazione il dermatologo riesce immediatamente a capire le caratteristiche della nostra lesione pigmentata e quindi capire subito in prima istanza se ci sono già delle avvisaglie di una possibile patologia. E poi ha la possibilità di misurare le dimensioni, diciamo, della nostra lesione pigmentata, di confrontare nel tempo e quindi di dare seguito a quello che abbiamo definito il follow up. Bene, abbiamo quindi visto un attimino cos'è un videodermatoscopio e quindi questo apparecchio che adesso viene utilizzato anche a Portogruaro. La settimana prossima avremo sempre ospite l'ingegner Riva e ha promesso che ci porterà un filmato per far vedere come funziona, diciamo, la videodermatoscopia. Bene, ci salutiamo e ci rivediamo la settimana prossima. Buongiorno a tutti.